teatro stesso. E poi il banco di prova, questa è una delle idee che ha avuto il nostro direttore di struttura Michele Celeste, a cui farei un grande applauso. Proprio Michele, dal primo progetto, ovvero Officina Teatro, la compagnia interculturale che a livello nazionale si è distinta con il primo premio Grand Prix del teatro un paio di anni fa, ha poi pensato di dare corpo ancora di più all'amore per il teatro, e allora nasce così il Teatro alla Condotta, dalla collaborazione gomito a gomito di italiani e ragazzi stranieri. Questa è una realtà che nasce dalla voglia di creare interazione culturale, interazione non soltanto tra i popoli ma anche tra le generazioni. Le attuali generazioni sono molto social, lo sappiamo tutti, no? Stanno tutti lì dietro gli smartphone a collegarsi con il mondo. E allora un giorno eravamo lì con Michele e ci siamo detti: ma sai Michele, chiacchieravamo un po', sarebbe bello poter dare la possibilità di calcare questo palco a dei ragazzi. E Michele ha detto: guarda, io un'idea ce l'avrei. Nasce proprio così il banco di prova. Questa ai ragazzi è importante perché saranno 11 cantanti e 2 musicisti, quindi dovevamo per forza fare un secondo spettacolo e ahimè ti comunico, lo faremo. E io posso essere solo che felice, Mariangela. Alle ore 22:30 il secondo spettacolo, per chi volesse rimanere, penso che qualcuno dovrà rimanere per forza. Molto bene, però Viva la condotta guadagna, la condotta, diciamo che l'obiettivo finale sarà quello di vedere poi la compilation realizzata. Questa è una mission importante. Quando ho proposto a Mariangela di partecipare al banco di prova, quando ti ho proposto, Mariangela, di partecipare al banco di prova, la tua risposta: quello che dici tu si fa. Va bene, capito? Cioè, tranquillissimo, sì dai, facciamolo. Ed è questa una cosa fantastica. Poi questo suo entusiasmo, lei... Sai però che a me piace collaborare con te, a prescindere. Poi qua abbiamo trovato Michele, che è un direttore artistico splendido, ha messo lì per ora con i biglietti. Però ci ha coccolato, ci ha chiamati per sapere se era andato tutto bene, per quanto noi invece dovevamo chiamare lui, visto che ci è andato a finire pure all'ospedale. Dico, ma anche con gli altri che hanno partecipato al banco di prova abbiamo... Come si può fumare la realtà se questa vita è vinta sempre di più? Giorno e notte fra i casini, adesso i ricatti o si paga o si va. Re! Chi mai la scriverà la canzone mia se le mie corde non suonano? Ogni nota a mente non ha mordente, cosa resterà di me? Il freddo e la fame, la scelta infame. come pagheremo? Come pagheremo? Come pagheremo l'affitto? Cos'altro c'è? Ma tu chi sei? Perché premi? Un nulla freddo perché hanno spento la mia stufa e così mi accendi la candela. Perché mi guardi così? Nulla, la luce degli occhi tuoi. Io ti ho già vista. Tutto bene? Ho avuto un po' da fare così, ho saltato i pasti e sonnevole di te. Niente, agli occhi identici a lei. Così, chi è te? È morta, si chiamava Abby. Si è spenta ancora, mi dispiace assai, mi accendi la candela. Sì. Ogni giorno io, quando passo, sai, sento urlarmi, hey baby, ma chi sei? Sin dalla mia pubertà
guai, ricorda, sono tua baby, così so se mi vuoi e nessun altro mai. Ora decidi tu, prendimi ora. Oh, goodbye. Come minuti, secondi, ore o momenti che tu potrai misurare un anno così. In ore, giorni, minuti il tempo non conta. Come misuri tanta nostalgia in albe, tramonti, in notti di caffeina, in liti, risate, cose che fai, ma tu non potrai misurare un anno di vita, sai, non c'è tempo e lo capirai. Solo là, amore, solo là, amore, solo là, amore, puoi misurare. Stagioni d'amore, stagioni d'amore. Non vuoi scambi né intoppi delle emozioni e misurare un momento nella fantasia. In ore, giorni o minuti il tempo non conta. Come misuri che cosa siamo noi? Nei sogni di lei, nei pianti di lui, nei mille chissà e di che ne sarà. Questo è il momento per cantare insieme a noi. Celebrare un anno di vita con gli amici tuoi. Crescerà amore, penserà Stagioni d'amore. C'è un po' di traffico qua dietro, Un po' di traffico nell'anima, ma avete sentito che bravi? Lo rifacciamo un altro applauso? Stavolta non avete il microfono, Questa volta- questo è grave. Ma presentiamo subito uno dei musicisti. Allora, lo facciamo entrare assieme a Guarda, subito, subito, Cioè, subito dite che è un musicista. Allora, Veramente. ci sono dei suggerimenti sottili. Diciamo a tutti come ti chiami? Davide Zito. Ho visto con tutti quei Sì, microfoni. capito? Adesso Sono anche grafiche. una conferenza internazionale, figuriamoci. Cosa suoni? Sono importante. E sono la chitarra. E sono importante. Ho due microfoni e un'intervista. Serissimo. È importante. Però devi impostare un po' la voce, perché ancora sei... Io suono. Cioè. Allora prendi e diciamo a far parlare anche i musicisti che di solito sono ermetici, non Ritmici, riescono capito? a prendere nulla da loro. È un caleidoscopio il gruppo dei Mary Singers. Assolutamente, intanto si sono dimenticati che devono smontare la scena. No, questa è Quindi noi glielo ricordiamo. Tu nel frattempo comincia a presentare, io ricordo. Da un podio è il momento di passare ad un altro podio. Beh, parlare di Andrea Meli è veramente piacevole perché è un ragazzo pieno di talento che ha avuto tante soddisfazioni. Ma non lo devo dire io, lo dovrete dire voi perché tra un po' avrete, secondo me, vi potrete fare voi un'idea sul suo talento. Andrea è un giovanissimo ragazzo di 20 anni che però ha voglia di mangiarsi il mondo e con la musica lui va forte, esce proprio escono tanti colori che partono direttamente da lui.
Quando mi sono trovata a chiacchierare con lui un attimo stamattina e gli ho detto chi è il tuo cantante preferito? E lui mi ha detto, dice ma sai, Battisti. E da lì capisci veramente che la musica non ha età, che la musica non ha una generazione, la musica colpisce il cuore e poi da lì si va avanti. La soddisfazione di Andrea è stata quella di arrivare anche il primo classificato quest'anno. Medaglia d'oro per Andrea Meli! Lo faccio entrare se quindi anche gli artisti si possono esprimere. Qual è stata la tua sensazione appena, che io già la conosco, però mi viene da ridere, appena hai sentito che sei arrivato primo? No, ma veramente io? Stiamo scherzando, così è stato. Tutti io va bene, non me l'aspettavo perché ho detto ci sono ragazzi molto più bravi, nel senso che sì, c'erano, però Secondo te cosa ha colpito la giuria? penso la voce. Non ti preoccupare, Mary. Penso la voce, poi non lo so. Poi sei in mezzo a due nati il 19 marzo. Sì, esatto. Due piccolini nati il 19 marzo. Sarà il giorno. Sarà il giorno. Bene, allora mi sa che è il momento di dare la possibilità ad Andrea di farci sentire cosa ci fai sentire stasera. Sandy di Grease. Sandy di Grease, vediamo se il microfono funziona. Sì, ci siamo. Andiamo. Allora vi lasciamo con Andrea Meli. Prova. Prova. Si sente? Sì. Vabbè. Ok, si sente. Vamos. Ma tanto si sente uguale. Vai, va. Solo abbandonato dentro al drive-in. Chi torna a scuola da lunedì. Senti, come mai non hai creduto in noi? Mentre sto seduto qui, rivedo gli occhi tuoi, ma stavolta giuro che non farò più guaiaio se sarai mia, oh Sandy. Oh Sandy, baby, tu vedrai la scuola finirà e i nostri mondi l'amore riunirà. Io potrò spiegarti e tu mi capirai, oh se tornerai, oh Sandy. Oh Sandy, mi hai fatto molto male, sai? Amore, devi credermi quando dico che sono perso senza di te. Io potrò spiegarti, tu mi capirai, io se sarai mia, oh Sandy. Sandy, Sandy. Oh Sandy. Avete visto? Avete sentito? Io ve l'avevo detto che mi avrebbe emozionato. Ah, che Carina bello. questa roba, famosa.
molto... musica dal vivo, qua per il live. Poi se vogliamo ci facciamo portare qualcosa da bere. Esatto, io penso che possono andare a bere. Poi sì, ma dopo andiamo Cioè, tutti dopo lo spettacolo potete prenderci andare una di cosa. là, potete bere Sì, sì. quello che volete, Assolutamente. ubriacate però. Potete bere quello che volete. Ci abbiamo permesso, come volete, obiettivamente sì. Guarda che facciamo, c'erano gratis, quindi sono Scusate, grazie Davide, è fantastico, capito? Allora, mentre Davide ci fa compagnia, si crea un po' di atmosfera. Parliamo di queste borse di studio, dai, Borse non ne abbiamo di studio, parlato. altra. Andrea è uscita e non abbiamo detto che ha avuto una bella opportunità, cioè gli hanno dato 2.000 euro di borsa di studio per la Bernstein. La BSMT. Quindi quest'anno 2017 noi abbiamo preso una borsa di studio e Andrea il prossimo anno, ahimè, ci saluterà. Saluta un po' prima perché se ne va in America, ma in generale ci saluterà completamente perché rimarrà per 3 anni a Bologna, quindi si farà la triennale alla Bernstein. Però avremo la Però- soddisfazione di avere avuto questa condivisione fortissima. E poi sono che fa la mia accademia, perché quella è la mia accademia, io esco da là dentro. Ai miei tempi non c'erano castelli, adesso è diventata una roba assurda perché il musical oggi in Italia si conosce, mentre prima si sconosceva. Oddio, qualcuno ancora non lo conosce molto bene il musical, però già se ne parla di più di prima, che non è male. dai. Oltre a lui, però, il prossimo anno la cosa che mi fa piacere è che lo scorso anno, 2016, un altro talento ha preso la stessa borsa di studio. Direi, ma che gliele danno tutta a lei? Ma il bello è che non hanno neanche detto che era mia allieva. Quindi gliel'hanno data a prescindere, poi hanno scoperto che era mia allieva. Ancora una volta, cioè ma questi tornano ancora una volta, sono recidivi. Senti un po'. Diciamo chi è. E di aspetta, questa volta è la volta di una ragazza dolcissima, molto sensibile. Però non si chiama Miele, eh? No, lei si chiama Carla. Carla è veramente una perla preziosa, dico io, perché ho avuto il piacere anche perché Mariangela ogni tanto mi dà anche il piacere di dire, sai, guarda, questa è una cosa bellissima perché quando una professionista si fida di te, capisci che vede anche oltre. C'è sta canzone, poi mi rimane il caso. E allora mi ha dato anche la possibilità di poter fare delle acting con Carla. E Carla mi ha emozionato tantissimo, già a poter avere lo scambio proprio emotivo. Ora è il momento secondo me di fare sentire il mondo di Carla attraverso questo brano. Perché È già un brano che parla da solo, perché è un brano di fantasia. Che per ora c'è anche il film al cinema. Sì, grande successo cinematografico. oggi. Nel momento e sai che delle questa sale. canzone non c'è, sono rimasta malissimo. Io pure me l'aspettavo, però la richiamano musicalmente. C'è un momento nel film dove hanno fatto un richiamo. E allora se qualcuno sa qual è il film Disney Allora, che stanno... La Bella e la Bestia. La canzone che farà? No, non è quella della E ora la sveliamo subito. Non è Stia con noi, quindi è casa mia. Bene, Carla Cavalla. Ecco, poi casa Cavalla. Sistemo io la scena perché Grazie. L'ho scelto io, rimango per papà, ma con che diritto rubi la mia libertà? Tu mostro! Credi giusto ciò che fai, lo sai perché? C'è follia dentro te. Ah
qui non c'è che tristezza ed oscurità, non potrà mai piantare radici qui la felicità, dove ho lasciato il cuore, lì casa mia sarà, sognerò casa mia, via di qua. Io non so che darei per riavere la mia vita, ora avrò nostalgia della sua semplicità. Casa mia, resterò per un giorno, per sempre, chiusa qui. Quanto tempo resterò? Se no può cambiare il destino, so che lo cambierò. Alzami i muri intorno, tanto non servirà. Lotterò per la mia libertà. Sognerò casa mia, via di Bene, e allora continua la serata. Io direi di fare un grande applauso alla prossima ragazza che sta per calcare il palcoscenico del banco di prova. Lei ai banchi di prova c'è veramente abituata. È la volta di Vittoria Sardo. Diciamo pure che altro palcoscenico, edizione della 25esima edizione del Festival di Caltanissetta, Vittoria ha vinto. Già. Quanto studio, quanta dedizione, no? Assolutamente. Intanto vorrei ringraziare Corrado che è qui presente, che è uno degli autori della mia canzone, della canzone vincitrice. Quindi un applauso. Un applauso a Corrado. Allora, ma non solo, perché quest'anno anche tu, questo concorso meraviglioso, su 24 partecipanti nella tua categoria, cosa è successo, Ho Vittoria? raggiunto il secondo posto nella categoria junior a livello nazionale. E voglio dire, è un obiettivo enorme, incredibile, perché anche la tua età è una tenerissima età, diciamolo pure, perché, dai sì, diciamolo pure. Poi mettiamoci anche che ti sei misurata con un brano notevole, Somebody to Love. Un brano che per i Mary Singers, proprio per il percorso anche della vostra scuola, del vostro gruppo, della vostra insegnante, ha un grande significato. Questa canzone, che cosa ti ha lasciato? Mi ha lasciato tanta voglia di amare e tanta voglia di andare sempre avanti. Bene, allora faccio ascoltare un po'. A voi Vittoria Sardo. Che
and cry. What are you doing to me? I spent so many years and believe in you, but I just can't get no release. Somebody, 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 anybody find me? Somebody to love, yeah. Every day of my life, I work tonight and night, oh, and yeah, I take home my outlay, oh, on my own. I get down on my knees and I start to pray till the tears run down from my eyes. Oh, somebody, 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 anybody find me? Somebody to love. Oh, yeah. She works every day. I try, but everybody was pulling down the stage. I'm going crazy. I'm this sick, got water in my brain. I'm a constant. You got nobody left to believe. Yeah, 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 yeah. I got no fear. I got no rhythm. I just keep losing my beat. I'm okay. I'm alright. I'm gonna play slow to defeat. I just wanna get out of this prison cell. Someday I'm gonna be free. Somebody to love. Find me 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 somebody to love. Anybody find me somebody to love. Bene, quindi questi ragazzi, ancora un applauso per loro! Grazie, grazie, grazie! E dei Queen, capito? Con che brani si misurano, mica musichette così, con i Queen eseguiti in questo modo incredibili. E a volte invece di un talento giovanissimo, 13 anni, è una ragazza dolce lei, bionda, studia piccolina. è piccola, Piccola, perché quando uno ha 13 anni 13 anni. è piccolo. Però è un talento incredibile. Mi 4 odia. anni di studio di canto, sì, ti odia. No, a me mi odia perché io lo chiamo sempre piccola. Sì, ora La piccola. Poi giustamente le dice, ma senti, sono 4 anni che mi conosci, avrai capito che nel frattempo non ho Sto più 9 crescendo. anni, ma che sto per crescere, quindi adesso ne ho 13. Per me, come le mamme, no? Non si rendono mai conto di quanti anni abbiamo. La mia, per esempio, che è qua, se lei avesse da dirmi qualcosa, avrebbe qualche di me, guarda che questa cosa non la dovevi dire. Potevi dire, ma che per lei sono sempre piccola. E la stessa cosa per me con loro. Cioè io ho questo tipo di rapporto. È un non da rapporto, mamma perché me ne lavo le mani, proprio, io non le voglio sapere, se la vedono loro. Però gli voglio bene, esatto, che è una cosa importante, anche perché la musica li paga in questo. E poi ha iniziato anche, quindi 4 anni di studio del canto e ora si sta misurando di studio, anche. vittorie di tanti concorsi, perché è arrivata prima in tantissimi concorsi, in uno addirittura anche Corrado l'ha premiata lo scorso anno, ce l'abbiamo qua, io ce l'ho come punto di riferimento, non lo so, questa sera il fatto che c'è Corrado io mi sento incoraggiata, diciamo, non lo so, e allora perché mi ricorda tante cose, quindi certo, ma cose belle l'età avanza, no? E la memoria non diciamo, noi diciamo, abbiamo 18 anni da un po', quindi allora e lei farà un brano, lei ne ha 13
15 di Esatto, anni. e farò un brano che fa parte della mia scuola musicale, perché non vengo solo dal musical ma dal pop. Fra i cantanti pop che mi hanno segnato la vita, anche perché sono cresciuta, mi sono vissuta gli anni 80 e gli anni 90, quando le vere pop star Erano quelle vere, cavalcavano quelle Londra, vere. fra cui Michael Jackson, Ecco, diciamo. Madonna, che a me piaceva da Ma morire, gli anni cioè per me 80 era- sono stati anni speciali. Ora è il momento però, Per me sentiremo erano- come interpreterà Zelia. un brano veramente molto difficile che cantava Michael Jackson in età adolescente, cioè proprio era piccolissimo, ancora- aveva forse 12 anni. 12 anni, sì, 12 anni, quella era così. l'età. Who's Loving You per voi, Zelia Ricci, per la prima volta al piano. Marco in prova. Marco in prova.
perché è la volta di un brano molto importante, Gimme Gimme degli ABBA. Loro l'hanno interpretato in uno spettacolo estratto da uno show anni 80 e quindi era proprio questo il messaggio, questa rivolta femminile, e loro sono delle ragazze grintosissime, accogliamole con tanto calore ed energia.
Nessuna freccia, ok, perché c'è un po' di traffico ma non è l'anima. Allora, avete visto che energia? E questo era un brano veramente molto potente, proprio per rivendicare questa figura femminile che andava sempre più avanti, e loro hanno reso perfettamente il senso del testo della canzone, l'energia della canzone stessa. È il momento invece di fare un salto indietro. Mariangela, quando mi ha detto di questa canzone, ha detto, dice, sai Anita, nelle mie vacanze in auto con la mia famiglia, eravamo tra gli anni 80 e gli anni 90, ascoltavamo sempre le cassette, no? Non mancavano mai quelle di Pino Daniele e quelle di Fabio Concato. E allora, per fare proprio un omaggio a due grandissimi della musica, ancora di più in questo momento, sentiremo eseguire proprio da Davide Zito insieme a Martina Romano E ti ricordo ancora. Eh sì, liscio. Scusate un attimo, dovrebbe, a tal punto, facciamo un applauso ai ragazzi. Ma posso dire cioè, un attimo. Ok, sistemiamo poi con calma. Scusa, prego, no, con calma, mi scusi. Allora, Martina, sei pronta? Ok, vista la piccola gaffa, un applauso! Martina Romano! Fratello e le gambe viola. Tua mamma stanca, costretta a farti un po' da padre. E me la ricordo ancora, tutta bianca. E ti ricordo ancora la tua tenerezza disarmata e un mino, ma dentro avevi un cuore grande che batteva forte un po' per me. E ti ricordo ancora, dimmi che non è cambiato niente da allora. Chissà se parli ancora agli animali, se ti commuovi davanti a un film. E ti ricordo ancora nei pomeriggi di primavera dopo scuola, tua mamma stanca, costretta a farti un po' da padre. Me la ricordo ancora tutta bianca. E ti ricordo ancora quando scoprirono che mi accarezzavi piano.
ti ricordo ancora, e ti ricordo ancora. Dimmi che non è cambiato niente da allora. Chissà se parli ancora gli animali, se ti commuovi davanti a un film. Oh, oh. Se ti commuovi davanti a un film. No, e questa volta invece non sbagliamo. Forza ragazzi, venite un po', sì, voi, parlo proprio con voi. Sì, tu col cappellino, voi con le ghirlande, belli sistemati. Preparatevi perché stanno per stupirvi. Ancora una volta, questo è un grande, grandissimo successo di questi anni dei Coldplay, Hymn from the Weekend. Reaching for me, never should have run the sea for us. So Oh, angels sent from up above. You know you make my world light up. When I was down, when I was up, you came to lift me up. Life is a dream and love a drug. Oh, now I think I must be miles up. When I was there with her dried up, you came to rain a flood. So drink for me when I was so thirsty. Put on a symphony. No, I just can't get enough. Put your wings on me when I was so heavy. Put on a symphony. When I'm low, when I'm low, when I'm low, when I'm low, I got me feeling drunk and high, so high, so high. Oh, I got me feeling drunk and high, so high, so high. Oh, angels sent from up above. I feel you coursing through my blood. Life is a dream, your love about to make the stars come out. Put your wings on me when I was so heavy. Put on a symphony. When I'm low, when I'm low, when I'm low, when I'm low, I got me feeling drunk and high, so high, so high. Oh, I got me feeling drunk and high, so high, so high.
grave che gliel'ho detto io, sì entrate, sbrigatevi, entrate. Quindi effettivamente volevo dirla questa cosa, la colpa è mia e non è loro, perché Non ti preoccupare, è il bello della diretta, esatto, anche questo ha detto, nel frattempo io faccio un po' di pulizie, sistema. Ciao, questa è mia? Me la regali a me? Le può servire questa signorina? Veramente mi ricordo che me le regalate io questo. Me le ho portate da Roma direttamente queste. Me lo ricordo. Allora Lidia, primo banco di prova della serata, quello che ti riguarda a te, il tuo banco di prova, scusate no vabbè ma c'era l'altro, va bene uguale, il tuo banco di prova, una bella emozione, visto, cioè essere parte dei Mary Singers, che cosa significa per te? Un'emozione veramente grandissima, poi stare accanto a Mariangela poi. Allora, noi ci stiamo preparando per ascoltare te. Il brano che stasera ci fai ascoltare, raccontamelo un po', il titolo. Glitter and Gold di Rebecca Ferguson. Perché ti piace? Parla molto del valore dell'amicizia, di quanto sia importante l'amicizia, e siccome è un valore molto importante per me mi rappresenta anche molto. Bene, allora siamo pronti per ascoltarti, d'accordo? Un grande applauso!